Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Sfiorata la tragedia a Crotone, dove intorno alle 8 di questa mattina, a causa di una fuga di gas, si è verificata un'esplosione nell'appartamento di una palazzina in Contrada Margherita. Nell'abitazione, al momento dello scoppio, si trovava un intero nucleo familiare di 3 persone, 2 delle quali in gravi condizioni. Marito e moglie sono stati trasferiti in elicottero nel centro Grandi Ustionati di Brindisi, mentre il figlio 17enne al Cardarelli di Napoli. La condanna a 16 anni di reclusione è stata chiesta per l'ex consigliere regionale della Calabria Domenico Crea, imputato nel processo Onorata Sanità, per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. La richiesta di condanna è stata avanzata dai pubblici ministeri Mario Andrigo e Marco Colamonici, chiesta anche la condanna a 11 anni per Antonio Crea e a 2 anni per Angela Famigliari, rispettivamente figlio e moglie dell'ex consigliere regionale. Per gli altri 4 imputati sono state chieste condanne tra i 10 e i 6 mesi e 6 mesi di reclusione. Gianfranco Saccomanno resta in corsa per la candidatura a sindaco di Rosarno e parteciperà, con il sostegno di alcune liste civiche, al ballottaggio in programma il 12 e 13 dicembre, che lo vedrà opposto alla candidata del centro-sinistra Elisabetta Tripodi. Ad annunciarlo è stato lo stesso Saccomanno, rivedendo così la decisione di ritirarsi. Sono migliaia le posizioni di immobili fantasma non dichiarate al catasto ancora da accertare, che sono stati oggetto di foto identificazione da parte dell'Agenzia del Territorio tramite la sovrapposizione di foto aeree con le mappe catastali. I dati sono stati illustrati ieri da Michele Iasi, direttore regionale della Calabria, e Massimo Girone Veraldi, direttore ufficio provinciale di Catanzaro dell'Agenzia del Territorio. Gli studenti hanno terminato l'occupazione del rettorato della Facoltà di Architettura dell'Università Mediterranea dopo l'annunciato rinvio del voto al Senato sulla riforma Gelmini e dopo il voto di fiducia al governo in programma il 14 dicembre. La mobilitazione contro la riforma Gelmini resta comunque alta, hanno spiegato gli studenti, e permarrà l'occupazione dell'aula magna. La protesta si trasferisce nelle aule delle facoltà con l'obiettivo, già dalla prossima settimana, di arrivare al blocco della didattica fino al 14 dicembre. Saranno messe in atto iniziative mirate ad allargare il fronte della protesta, coinvolgendo la cittadinanza. Non possiamo più essere il paese dei campanili, ma bisogna avere il coraggio di conurbare tutti i 108 comuni con meno di 2000 abitanti, perché per essere competitivi bisogna poter agire in aree più vaste e ridurre i livelli di rappresentanza. Lo ha detto il capogruppo di DV alla Camera Massimo Donati a Reggio Calabria per partecipare ad un'iniziativa del partito Funzione e Governance per la città metropolitana, presso Le Hotel. Doppio appuntamento a Catanzaro per il segretario generale del COISP, il sindacato indipendente di polizia, Franco Maccari. In mattinata c'è stata in questura l'assemblea generale per mettere sul tavolo proposte e pareri, oltre che per discutere delle dinamiche sindacali di respiro nazionale. Nel pomeriggio, poi, presso la sala del Consiglio Comunale di Palazzo dei Nobili, sono state consegnate le borse di studio intitolate ai coniugi Aversa, uccisi in un attentato a Lamezia, in favore dei figli dei poliziotti che si siano particolarmente distinti nel corso dell'ultimo anno scolastico. Grandi celebrazioni in tutta l'Italia per la festa nazionale di Santa Barbara, patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. A Catanzaro commemorazione presso la Basilica dell'Immacolata. A Reggio interverrà questa sera il ministro Maroni per la consegna dei premi Santa Barbara edizione 2010 presso il Teatro Comunale Francesco Cilea. Altre cerimonie sono previste nel resto della Calabria. Ieri pomeriggio alle 17 l'azionista di maggioranza del Cosenza Calcio, Luca Pagliuso, ha incontrato la stampa. Pagliuso ha dichiarato che l'intenzione della dirigenza è quella di allargare la base della società per risolvere i problemi. Il successivo passaggio sarà quello del passaggio dalla SRL alla SPA. In merito all'aspetto tecnico, Pagliuso ha confermato che il DG Castagnini e il tecnico Somma non si toccano e guideranno la squadra per il resto del campionato. Si è tenuta ieri nella Biblioteca Comunale dei Nobili di Catanzaro la conclusione per questa stagione del Festival d'autunno, con l'ultimo approfondimento culturale Storie di italiani nelle altre Americhe. Ad introdurre l'incontro la direttrice artistica del festival Antonietta Santa Croce. La conversazione è stata tenuta da Vittorio Cappelli, docente di storia contemporanea all'Unical.